Buon pomeriggio amici videospettatori e ben trovati con le telecamere della Wii Sport che quest'oggi si trovano al Garden Sport per seguire il match valevole per l'11ª giornata del campionato delle allievi regionali. A Mili Marina si sfidano Città di Messina e Sporting Club Messina, padroni di casa che giungono qui da capolisti in classifica a quota 28 punti. Nell'ultimo turno hanno ottenuto una splendida vittoria nel derby cittadino contro il Camaro per 2-0, situazione nettamente opposta per i ragazzi dello Sporting Club Messina, penultima forza del campionato con soli 6 punti in classifica. Nel precedente turno una brutta sconfitta in casa contro lo Junior Club Gurkuraci, mentre qui sono inquadrati i ragazzi del Città di Messina che quest'oggi hanno una dedica speciale da fare a mister Nello Basile, al quale anche tutti noi della Wii Sport facciamo i migliori auguri di una pronta guarigione. Città di Messina che, come dicevamo, si trova al primo posto in classifica frutto delle 9 vittorie che hanno ottenuto i ragazzi di mister Cosimini, che sono partiti veramente fortissimi in questo campionato. Adesso vediamo le due squadre qui disposti al centrocampo per i classici saluti di rito alle nostre telecamere e al pubblico che come sempre grenisce le tribune del Garden Sport. E poi si potrà cominciare con l'11ª giornata del campionato degli allievi regionali. Si stringono le mani i due capitani, si stringono a cerchio quelli del Città di Messina, quest'oggi in completino giallo-blu, e poi si potrà partire proprio i padroni di casa a battere questo primo pallone di gioco da sinistra verso destra dai vostri schermi. Risponderà lo Sporting Club Messina da destra verso sinistra in completino rosso. Prima occasione per i padroni di casa, dopo pochissimi minuti dall'avvio conquistano un calcio di punizione da zona molto interessante che sembrerà affidata al destro di Giordano che prova verso la porta. Picciolo però, numero 1 dello Sporting Club Messina, ci mette le manone e manda in calcio d'angolo. Dagli sviluppi dello stesso, corner basso all'indirizzo di Spresti che anticipa tutti, lasciato tutto solo, e allora il vantaggio del Città di Messina. Dopo pochi minuti la firma di Presti che manda avanti i suoi, 1-0 Città. Lo riapprezziamo come riesce a svincolarsi dalla marcatura il numero 9 bomber del Città di Messina e mettere il pallone in rete per il gol dell'1-0. Altra occasione ancora per i padroni di casa, questa volta per D'Amico che colpisce con la testa, questa volta però Picciolo riesce a mandare in calcio d'angolo. Continuano però a collezionare occasioni da rete quelli del Città di Messina che qui con questo calcio di punizione vanno ancora una volta allo schema, anche questa volta ben eseguito, pallone che finisce sul sinistro di D'Amico che per un niente sfiora l'incrocio dei pali, prova a rispondere lo Sporting Club Messina dall'altro lato con Savoca che prova a crearsi questa occasione, il suo destro però si spegne al lato, nessun problema per Merlino che controlla la sfera a uscire, e allora il Città prova a rispondere dall'altro lato ancora con D'Amico che calcia col sinistro potente. Picciolo però ancora una volta riesce a mettere le manone, inquadrato anche mister Cosimini che suona la carica ai suoi, ancora Città qui in avanti, attenzione perché D'Amico viene atterrato in area di rigore e per il direttore di gara non c'è alcun dubbio, fischia la massima punizione in favore dei padroni di casa che quindi hanno l'occasione per raddoppiare. Alla battuta proprio il numero 11, sarà lui a battere questo calcio di rigore col sinistro, allarga troppo però il piattone, forse anche toccata da Picciolo, questa palla finisce fuori, festeggia così il numero 1 dello Sporting Club Messina che quindi tiene ancora i suoi in partita. Provano a rispondere loro dall'altro lato con un calcio di punizione dalla grande distanza affidato a Risitano che ha provato direttamente in porta, pallone che si è spento di lato non di molto. Città di Messina che però ritorna avanti, qui ha una grande occasione ancora, due volte il tiro finisce però di un nulla fuori della porta protetta da Picciolo. Ancora Città di Messina, ancora schemi da calcio di punizione qui dall'out di sinistra, pallone in mezzo all'indirizzo di Currò che stoppa questo pallone, la porta sul destro, poi lo prova e trova una splendida rete, quello del raddoppio del Città di Messina che quindi arriva grazie alla firma di Armando Currò che possiamo riapprezzare, colpisce questo pallone col sinistro, poi lo porta sul destro. Picciolo ingannato dalla palla che gli rimbalza davanti, 2-0 Città quasi allo scadere della prima frazione di gioco, qui uno splendido lancio all'indirizzo di Maisano che però poi all'appuntamento con Picciolo non riesce a trovare la rete del 3-0 che però arriverà pochissimi minuti dopo con questa splendida azione ancora dei padroni di casa, con questa fitta rete di passaggi che poi portano la palla ad D'Amico tutto solo in aria in posizione regolare, gol del 3-0. Arriverà anche il duplice fischio del direttore di gara che quindi farà terminare la prima frazione di gioco per 3-0 con il risultato già in cassaforte per i padroni di casa del Città di Messina. Abbiamo visto già pronti anche Arena e Gangemi che nel frattempo hanno sostituito due compagni, D'Amico e Spoto in questo secondo tempo. La prima occasione della seconda frazione di gioco è per lo Sporting Club Messina che qui spreca un'occasione colossale con Amante che ha sparato alto
adesso girandola di gambi in favore dei padroni di casa vuole ruotare tutti gli uomini mister Cosimini e allora usciranno Giordano, Mannino, Maesano e Antonuccio per far spazio rispettivamente a Zagone, Lopresti, Andò e Gualberti ed è ancora il Città di Messina che poi si rifà vedere in avanti ancora qui con Presti che fa tutto benissimo da solo, poi calcia col destro, pallone non di molto a lato, bellissimo anche il suggerimento del noentrato Arena in questo secondo tempo tenuto in panchina per la prima frazione di gioco da mister Cosimini che ha preferito riservarlo, qui attenzione perché ci potrebbe essere l'occasione in contropiede per lo Sporting Club Messina ma c'è un muro chiamato Gualberti che evita ulteriori pericoli e allora ancora Città di Messina, qui bello ancora il taglio di Currò per Arena che calcia col destro, ancora una volta Picciolo però con una grande respinta nega la gioia del gol al neoentrato. Qui ancora Città di Messina, sempre in avanti, è quasi un monologo questa partita. Ancora una grande occasione per Presti, che era stato bravissimo a stoppare e poi calciare col destro. Ancora una volta pallone di un nulla al lato. Qui ancora splendido Arena per Presti, che poi la mette in mezzo. Ancora per Arena, che calcia col sinistro. Non riesce a trovare la gioia del gol, ma come gioca questo Città di Messina. Si trovano alla perfezione tutti gli 11 in campo. Qui ancora Arena per Gangemi che calcia col destro e allora la firma del 4-0, quella che chiuderà definitivamente l'incontro, è di Piero Gangemi che poi va ad abbracciare gli uomini in panchina. Riapprezziamo il suo destro potentissimo sul quale Picciolo non può nulla, prova a metterci le mani ma non può nulla. E 4-0 Città di Messina che si avvia a conquistare la 10ª vittoria di questo campionato. Provano sul finale quelli dello Sporting Club a rispondere, qui Amante prova a coordinarsi in rovesciata, pallone che finisce fuori, ancora il numero 4 che qui serve un compagno che però è anche sfortunato, colpisce il palo, era stato De Leo. Solo il Legno però ha negato almeno il gol della bandiera e allora il Città di Messina concluderà questa partita in avanti con ancora un'altra occasione. Arriverà il triplice fischio del direttore di gara però che dice che può bastare così, altri 3 punti per il Città di Messina che sale a quota 31, sempre più capolista. 10ª vittoria per i ragazzi di mister Cosimini che hanno giocato un'altra splendida gara. Dalle nostre telecamere per quest'oggi è tutto, alla prossima!